Per la linea Giorgio, un saluto a tutti voi in studio e naturalmente a casa. Qui accanto a me, come sempre al Minuto Politico, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Happy birthday to you tutti, ormai ci siamo, Happy birthday, no. Non vuol dire buona dai. No, direi di no, buon compleanno. Però assessore, lasciamo stare un attimo da parte il Natale, cerchiamo anche di capire un po' come lei, la vedo alle volte che arriva qui un po' stressato. Pa' forza. Sono gli unici minuti che ho un po' per rilassarmi, perché tutto il resto è tutto stressante, guarda. Può accettare un consiglio da me, io le direi che dovrebbe lasciare la politica. Secondo me sì, farebbe un gran bene agli altri, ma anche a se stesso. Sento che è un'idea. Secondo me è un'idea perché è stressante, guarda. Delle volte vorrei tornare a essere adolescente per non avere problemi, guarda. No, scusi, cioè, insomma, lei dice che... che problemi hai adolescenti? Ma come che problemi ha? Io ho un figlio adolescente, lo so bene che problemi ha un adolescente, di certo non è meno stressante di quello che dice lei, perché lei... Ma cosa fai adolescenti? Scusi, chi cambia la voce? Ma non è che parlano adolescenti tutti quanti così, ma non c'entra. Ieri parlava con si sveglia la mattina e ha quel meso baffo che pare a suora che aveva l'asilo e a parlarti così. Vabbè, però insomma, voglio dire, anche gli adolescenti hanno una vita complicata. Ma cosa che è da fare? Si alza la mattina e si è un quarto per andare a torre al Corriere presto perché deve andare a scuola, se no non arriva altro. I ha interrogazione e compiti, i viene in casa e ha mangiare da corsa a fare i compiti e studiare che domani interroga, i va da correre a fare sport, a venire a casa. In tutto questo ha a pensare anche a cosa che farà da grandi, perché ormai il futuro è incerto, non si sa neanche la terra ci sarà, non ci sarà, se è piatta, non è piatta, ha a studiare un pasto per capire. Nel frattempo ha anche delusioni amorose perché a Cancara che si è innamorato non vuole saperne perché il gatto baffo sta voce. E ora dopo viene a casa a baruffare con i genitori perché non lo capiscono e metti punizione a sta casa. E così amici pensa che sia sfigato. Problemi hai adolescenti. Ma come no, li ha appena elencati tutti quanti, scusi. Poi guardi, io le garantisco, da papà di un adolescente, che poi tra l'altro se non mi sbaglio, anche lei ha un figlio adolescente. Mi dico di sì. Ma come mi dico di sì? Lo saprà. Te mi dici, scusi, ma lei... La cosa grande che ormai... Sì, mi ricordo, certo. E il piccolo, che adesso... che aiuto voi. Per piacere. Io vedo che va via col zainetto la mattina, ma dico che va ancora a scuola. Sì, deve essere che scuola fa? E che sappia mica che ma come, quanti anni ha? Almeno lo sappiamo. Sì, che domanderò a quella dell'anagrafe. Ma no, ma scusa, ma come che lo domando? Ma già voglio dire, non sa quanti anni ha, la scuola... Che domanderò a quella del provveditorato scolastico? Ma no, ma glielo domandi a lui, deve domandare... Tutto fuori! Ma ti sei tanto che non ti parli con un adolescente, anche se fatica a parlare, i te che parli noi ti ascolti, se mi con i telefonini, non ti dà neanche retta. E te che dici un'osservazione, va a stararsi in camera, non ti dà altra retta. E tacca baruffa, e se taccenti fastidio, dopo i gasti bruffo, e mi non viene neanche ad andare a taccare. Ma è piacere. E te devi vicini parlare, dico cosa c'è. No, per carità, oggi però ripeto, che problemi hai adolescenti? Vorrei essere adolescente. Ma che problemi hanno? Vabbè, guardi, io assessore non ho parole. Io vorrei salutare tutti gli adolescenti, ma per piacere a casa, e vorrei che lei per una volta da papà, oltre che da politico, dicesse qualcosa di intelligente. Certo. Io vorrei dire, da genitore di un adolescente mi trovo anche in difficoltà. Se lei potesse dire ogni tanto qualcosa di illuminante su come gestire un adolescente, c'è un segreto. C'è un segreto? C'è un segreto. Ho elaborato questa frase dopo tanti anni da genitore. Ma che bello. Una frase che va bene con gli adolescenti in qualsiasi circostanza e ti risolve i problemi e anche ti fa sentire un ottimo uomo e un grande padre. Bello, questa è bella, prendete nota, prego. E dico la frase? Sì. Domanda che a tua mamma. E con questa ti hai risolto tutti i problemi. Bene, arrivederci alla prossima puntata, un saluto a tutti voi. Anche a tutti gli adolescenti, buona fame. Ma per piacere, assessore!